Siamo con Fracassi dopo la vittoria della Res Roma contro il Ravenna. Res che ritrova quindi 3 punti dopo oltre un mese, una vittoria di carattere. Sì, abbiamo avuto un mese veramente difficile, squadre tutte di una categoria superiore, questa era la nostra portata, noi lottiamo per la salvezza, sono 3 punti fondamentali, importantissimi, penso che oggi la squadra ha dimostrato che vale la categoria per atteggiamento, per voglia e per orgoglio, un po' per tutto. Complimenti. Grazie. Siamo con mister Galletti dopo la vittoria della Res Roma per 2-0 contro il Ravenna. La sua squadra ritrova i 3 punti dopo oltre un mese in cui aveva perso per 4 volte in 4 partite. E oggi è una prestazione di carattere abbinata anche comunque a azioni interessanti, quindi anche sotto il punto di vista tecnico sono stati fatti dei passi in avanti. Beh sì, venivamo da 4 partite dove il calendario ci ha detto bene perché abbiamo giocato prima, seconda, terza e quarta, quindi siamo stati bravi a non mollare mai. Sapevamo che avevamo un calendario non buono all'inizio, oggi è una partita da dentro o fuori, sembra assurdo che siamo all'ottava ma è così, uno scontro diretto per la salvezza, la squadra ha fatto bene, ha lottato come hai detto tu correttamente sempre su ogni pallone. Oggi non posso dire solo fare complimenti ancora una volta alle ragazze. La sua squadra anche comunque dopo l'episodio dell'espulsione ha dimostrato, e riprendo il concetto di prima, con carattere e anche con un certo dinamismo di sapersi adattare anche alle diverse situazioni della partita. Nel primo tempo magari ha più gestito, soprattutto nella seconda parte del primo tempo, dopo i gol ha comunque continuato ad insistere, nel secondo tempo ha saputo difendersi e anche comunque attaccare quando serviva. Ma noi abbiamo preparato la partita oggi con un grosso spirito di sacrificio da parte di tutte, ma quando parlo da parte di tutte parlo di quelle che hanno giocato, di quelle subentrate, quelle fuori e quelle che sono rimaste a Roma. Quindi la fortuna di questa squadra è un gruppo che si sta cementando, ovviamente siamo tante nuove e piano piano lo stiamo facendo. Oggi avevamo chiesto ai ragazzi tanto sacrificio perché il campo non ci aiuta e sono state brave a interpretarla la gara. Su tutto al secondo tempo sapevamo che sarebbe stata una battaglia ancora più complicata, sopra di 2 gol, loro devono cercare ovviamente di riaprire la partita e noi di chiuderla. Peccato perché potevamo portare a casa almeno un paio di occasioni, almeno altri 2 gol, ma va bene così, sono contento. Complimenti. Mister, un'altra sconfitta del Ravenna, una situazione critica. Ma critica direi di no, un'altra nostra buona prestazione qualche passettino avanti, purtroppo siamo ancora noi un po' padroni del nostro destino e abbiamo un po' combinato nella partita inizialmente e poi piano piano siamo leggermente calati, partita dopo spezzettata, interrotta e si è giocato un pochino poco e quindi siamo arrivati appunto al risultato finale come avete visto di 0-2. Il Ravenna ha sofferto più nella prima parte di gara, poi nel secondo tempo una reazione buona, tante occasioni create, tanti calci piazzati guadagnati, però non si è riuscito a trovare il gol, che rimane un po' il problema di questa stagione, solamente 3 gol in questo campionato. Come hai detto bene tu ora, stiamo lavorando già da un po' sulla fase realizzativa, che comunque è la nostra pecca del momento, realizziamo ancora poco per quello che facciamo, quando riusciremo ad alzare un pochino le percentuali sicuramente qualche risultato più positivo lo faremo. Grazie mister.